Benvenuti nel palazzo del sultano. Benvenuti e fate silenzio. Questa città è tutta un salotto. Per le strade noi abitanti ci sentiamo come in casa, avvolti, protetti. Ma la città è despota, fragile, e come tutti i fragili è volubile, irritabile e impietosa. Sarà pietosa con noi? Qui si raccontano storie. In questa città abbiamo imparato che una storia svela una visione e le visioni sono potenti. Entrate in punta di piedi ora e ascoltate le nostre storie, come le ascolta il sultano, come le ascolta la città, nei bisbigli che la mantengono in vita, quelli sussurrati, quasi inaudibili, di certo inascoltati. Ascoltiamo le nostre storie e speriamo che questa notte ci salvino la vita. Willkommen im Palast des Sultans. Seid willkommen und still. Diese Stadt ist wie ein Wohnzimmer. In den Straßen fühlen wir uns Bewohner wie zu Hause. Eingewickelt, geschützt. Aber die Stadt ist despotisch, zerbrechlich. Und wie alles Zerbrechliche ist unbeständig, reizbar und gnadenlos. Wird sie Mitleid mit uns haben? Hier werden Geschichten erzählt. In dieser Stadt haben wir gelernt, dass eine Geschichte eine Vision offenbart. Welcome to the Sultan's Palace. Welcome and please be quiet. This whole city is like a living room. In the streets we, the citizens, feel at home. L'amore viene e gira il mondo, è il passaporto senza navigare, è il passaporto senza andare a fondo. L'amore viene e gira il mondo, e mi vorria essere una gran fiera, tenirlo su me a ogni sera, e mi vorria essere un gran peso, tenirlo sul suo cuore tutto sospeso. Vorria saper la pianta dell'amore, e tutto un campo ne seminaria, e tanto a crescer che ne cavaria, da riempire nel fondo del tuo cuore. Ma intanto ti sei il letto che dormi, e del tuo amore non ti ricordi, perché se al tuo amore pensassi, in sta maniera non ti dormiresti, perché se al tuo amore pensassi, in sta maniera non ti dormiresti, perché se al tuo amore pensassi, in sta maniera non ti dormiresti, perché se al tuo amor che pensassi, in sta maniera non ti dormiresti, perché se al tuo amor che pensassi, in sta maniera non ti dormiresti. Avevo 5 o 6 anni. Era sabato ed ero con il mio papà. Andammo a fare la spesa alla Coop della Giudecca
e il mio papà vive lì. Ci andavamo ogni sabato e mi faceva scegliere gli ingredienti per preparare i miei piatti preferiti. Anche quel sabato andammo a fare la spesa. Facemmo la spesa, andammo alla cassa, pagammo. Quando stavamo per uscire, il cielo diventò scurissimo. Si formarono delle nubi molto nere. Cominciò a piovere, a grandinare. Sembrava la fine del mondo. Io, che ero solo una bambina, mi spaventai moltissimo. Ero convinta che non saremmo riusciti a tornare a casa. Appena mio padre si accorse della mia preoccupazione, mi disse: Laura, non ti preoccupare, ho io una soluzione. Tu aspettami qui. Mio padre si recò alla cassa, chiese 2 buste di plastica e tornò da me. Prese una delle 2 buste, la girò al contrario, fece un buco per la testa e 2 buchi per le braccia e me la mise addosso. Con l'altra busta fece un cappellino e mi mise addosso anche quello. Che dire, sembrava un soldatino di plastica della Coop. Era alquanto divertente la situazione. Dopo avermi agghindata in questo modo discutibile, anche se stava ancora piovendo, io e mio padre tornammo a casa. Quel giorno mio padre mi salvò la vita. A Venezia, per salvarsi veramente la vita, deve sapere che non si può assolutamente camminare sui gradini di marmo, soprattutto se ci sono le alghe sopra. Occhio che ti sbrissi! Quando ero piccola facevo delle lunghe passeggiate con mia zia. Un giorno, mentre eravamo alle mercerie, intente ad ammirare una vetrina, sentimmo un gran botto e delle grida. Accanto a noi era caduto un barbacane. A quel punto io e mia zia ci abbracciammo, spaventate ma felici di essere salve. Un pomeriggio di giugno, un po' di tempo fa. Esco di casa da sola, senza una meta precisa. Adoro camminare nella mia città, ma oggi sto talmente male che nemmeno la sua bellezza mi consola. Un amore grande, grandissimo, finito per sempre. La certezza assoluta che non ci rivedremo mai più. Piazza San Marco, i mosaici della chiesa brillano al sole, il bacino, la gente, tutto intorno a me, vita, bellezza, luce, tranne la mia anima, ferita a morte. Mi siedo sui gradini della riva, pensieri terribili nella testa. Mi rialzo, riprendo il mio girovagare. Sono davanti al Teatro Mantra. Un manifesto cattura la mia attenzione. Biennale danza, Pina Bausch. Lo spettacolo comincia tra poco. Non conosco questa coreografa, non conosco nulla di questo balletto, di questa danza. Decido di entrare, tanto per ingannare il tempo. Lo spettacolo è contatto. Una poltrona in platea, entro. Non c'è molta gente, il teatro non è molto pieno. Beh, sarà una noia mortale, penso, poco male. Posso sempre uscire quando voglio, sono sola nella mia vita, non disturberò nessuno. Ed ecco, all'improvviso, un miracolo. Una sala da ballo. Uomini e donne entrano e cominciano a ballare. Corpi che si cercano, si contorcono, cadono, si rialzano, si amano, sfuggono, giocano, ridono, piangono. Tutte le emozioni della vita rappresentate in questo spettacolo. È un caleidoscopio di emozioni. Le musiche sono bellissime. Marcette militari, canzonette tedesche degli anni 30, musiche da film. Sono felice, entusiasta. Non ho mai visto nulla di più bello, di più poetico, erotico, sensuale, mai visto niente di simile. Il pubblico comincia ad applaudire fragorosamente. Bravi, bravi, Pina, Pina! E alla fine esce lei, questa donna esile, gentile, che saluta e ringrazia tutti.
con un sorriso dolcissimo. Esco dal teatro, sono cambiata, sono rinata, ma che sciocca sono, penso. 2 ore fa volevo morire senza aver visto uno spettacolo di Pina Bausch, ma sarebbe stato imperdonabile. Grazie Pina, con la tua danza mi hai salvato la vita. Avevo scelto di frequentare il liceo classico Franchetti di Mestre. Scelta più sbagliata non avrei potuto fare. Un clima rigido, regole ferree, saluti distaccati. Tutto questo non faceva per me e tuttora non fa per me. Mi dicevano, studia il greco, è come la matematica. Ah beh, siamo in una botte di ferro. Io e la matematica, 2 strade parallele che mai si incroceranno. Il greco era lo stesso. Ho iniziato a non sentirmi sufficientemente intelligente. Studiavo e non capivo. Ho iniziato a mettere in discussione tutto. Non ero capace, non ero adatta, non ero abbastanza. Ho iniziato a perdere quel sorriso che mi ha accompagnato e che tuttora mi accompagna in tutte le situazioni della vita. I miei genitori mi hanno aiutato tantissimo, si sono resi conto di cosa stava succedendo e una sera a cena invitarono una carissima amica di famiglia. Lei, sapendo quello che stavo vivendo, mi regalò un libro e mi disse: Francesca, questa donna di questo libro ha trovato la forza anche dove forza non se ne poteva trovare. Trova la tua e accompagnati per la tua vita. Quella donna di cui questo libro parlava era Frida Kahlo. Da quel momento divenne il mio esempio, il mio faro per seguire la strada. Decisi quindi che il liceo Franchetti di Mestre non era la mia via. Decisi quindi di tornare a casa, a Venezia, la città che mi aveva sempre fatta sentire viva e a casa. Decisi quindi di scegliere il liceo artistico di Venezia. Dovetti dare 7 materie per non perdere quell'anno che così tanto mi ero sudata e portata a casa. Venni promossa, passai in seconda superiore e da lì, dove nessuno ti chiedeva di essere figlia di qualcuno, nipote di qualcun altro o sufficientemente perfettina e carina per quella scuola, trovai la mia strada. Lì io trovai Francesca, Frida. Vi racconterò una storia avvenuta tanto tempo fa, tanto che ero giovane, e in un mare lontano. All'imbrunire di una serata d'autunno, assieme a un mio caro amico, decidemmo di fare un bagno in un mare blu, profondo, come vi dicevo, lontano da qui. Ci immergiamo, facciamo delle bellissime nuotate, andiamo al largo, improvvisamente il mare si ingrossa, il vento diventa impetuoso, il mare diventa mossissimo e facciamo fatica a tornare perché la riva era piena di scogli, non c'era sabbia. Il mio amico, che era munito di pinne, riuscì frettolosamente a riguadagnare la riva e si portò all'asciutto. Io, che ero un po' più a largo e senza pinne, cominciai a faticare a tornare verso la sponda. Con le onde enormi che si formano all'improvviso, se tu sei troppo vicino agli scogli, vieni sbattuto addosso agli scogli. Se sei troppo lontano non hai tempo di arrivare sugli scogli, perché appena ci arrivi vieni dagli scogli strappato e riportato fuori. Devi scegliere un tempo che non è facile. E fra l'agitazione e l'imbrunire gli ultimi bagnanti erano andati via e la paura di morire annegato, non trovai il sistema di tornare a riva. Ci provai tante volte, venni scaraventato sugli scogli, poi dagli scogli spiccicato verso il lago. Mi graffiai, cominciai a temere veramente per la mia vita. A un certo punto il mio amico, non mi ricordo se su mia richiesta o lui spontaneamente, mi lanciò le sue pinne e io faticosamente le calzai e riuscii in uno di quegli intervalli miracolosi fra una onda e un'altra a riguadagnare l'asciutto. Era il giugno del 1987 e come ogni estate mi trovavo a Terracina, al camping Il Pino. Il Pino è sempre stato un posto molto caro per la mia famiglia. Lì si sono conosciuti i miei nonni
Lì mia mamma e mia zia passavano i loro periodi estivi e lì io e mia sorella ad ogni mese di giugno venivamo scaricati dai miei genitori per mantenere vive le tradizioni estive di famiglia. Il pino era gestito da Gennaro. Gennaro faceva di tutto nel campeggio, era il tuttofare, era il proprietario, ma faceva anche da elettricista, faceva da muratore, da pizzicagnolo, faceva da infermiere e faceva anche da bagnino. Ogni volta che entrava in acqua mi gridava con un accento di confine, misto tra il campano e il romano: Andre, state attento alle tracine, che se te pungono ti fanno vedere le stelle. Le tracine. Le tracine sono dei pesci micidiali che vivono sul fondale. Di loro vedi solo gli occhi e la culeo. E veramente, se ti punge una tracina, vedi veramente le stelle. Io, per riuscire a scampare al micide della culeo, avevo escogitato un metodo tutto mio. Ogni volta che entravo in acqua, mi sbracciavo e iniziavo a nuotare come un pazzo per arrivare al largo il prima possibile. Un giorno però, colto dall'eccessiva enfasi per aver scampato per l'ennesima volta il micidiale pungiglione, inghiottì un grande sorso d'acqua. L'acqua iniziò a entrarmi dalle narici, iniziai ad annaspare, arrivarono i crampi, e assieme ad esso anche la paura. Iniziai a sbracciare, ma non a gridare, perché avevo paura sì di morire, ma avevo ancora più paura della punizione di mia mamma. A un certo punto sentii una fitta profonda e dolorosa al collo. Mi girai e vidi un uomo talmente grande, abbronzato, da sembrare uno scoglio. Beh, fatto sta, quell'uomo mi portò a riva, come un gatto per la collottola. Io non mi ricordo il nome di quell'uomo, ma mi ricordo che per portarmi a riva venne punto da una tracina. Che bella che è la festa del Redentore. Per noi veneziani è la festa più importante dell'anno. La aspettiamo e i giorni prima fervono i preparativi. Si preparano le barche, si comprano i lampioncini di carta e si appendono lì con le viti. Si comprano le angurie rosse e sugose e lì nelle barche si mettono i bambini in attesa di essere lì, nel bacino di San Marco, l'ombelico del mondo per noi. Che bella che è la festa del Redentore, quando le barche, una legata all'altra, riformano il 7° sestiere di Venezia, il 7° sestiere galleggiante. Che bello è il Redentore, quando le luci illuminano il bacino e la pietra d'Istria riverbera ogni colore e i masegni rimbombano di ogni botto. Che bello che è il Redentore. Anche quella sera, quando ero piccolo, ero lì nella barca con mio padre, e i miei occhi erano pieni di magia, e mentre avevo il naso in su, i rumori e le luci di un temporale si mischiavano con le luci artificiali della città. Mio padre, esperto di mare, capì cosa stava avvenendo. Ruppe quella magia. Corse alla prua, tirò sull'ancora e dietro alla poppa tirò l'innesco del motore e girò la barca per uscire dal bacino velocemente. Non fummo a Sant'Elena che l'acqua ribolliva della tempesta e pregavamo Maria per aver salva la vita. L'acqua saliva dal basso e dall'alto ed era nera, e in quel momento il campanile di San Pietro di Castello si stagliava bianco a indicare la via. Mio padre prese il rio e ci fece prendere terra sotto i platani che stanno nel sagrato della chiesa. L'acqua era fredda come la paura che avevo dentro. Io, bambino, tremavo e con mio padre e i miei fratelli ci salvammo alle porte della chiesa, ma il ribollire dell'acqua della laguna era terribile. Mio padre capì il terrore che avevamo in quel momento e prese la situazione in mano. Cominciò a raccontare la storia di Capitan Nemo e la lotta che faceva con la piovra. La sua voce in quel momento mi fece vedere il nautilo che saliva lì nel rio e la piovra, il mostro marino terribile
che la avvinghiava e il capitano che con i suoi arpioni la colpiva e il sangue invadeva il sagrato della chiesa. Lì la magia tornava nei miei occhi. Goccia a goccia il temporale se ne andava e la luna usciva dalle nuvole. Quella storia, quella sera, mi salvò la vita. Che bella è la sera del Redentore. È giunta una nuova alba e anche questa notte ci siamo salvati la vita.